chiede la pasta. Parto? Sì. Mi chiamo G&D e a un certo punto della mia esperienza, per cause varie, è nata la mia convinzione di essere spiato dalle telecamere e microfoni. La mia ex moglie si è rivolta ai servizi psichiatrici. Mi è stato affidato il dottor C, scelto dal servizio. La terapia si svolgeva con periodici colloqui con la mia ex moglie. Non siamo riusciti a capire l'origine di questo fantomatico spionaggio. Sì. La ciliegina da parte del servizio è stata inviarmi una lettera nel quale si dichiarava che il servizio era venuto a conoscenza della centrale che mi spiava e si era messo anch'esso a spiarmi. È come chiamare Bonaparte uno che si crede Napoleone. I miei comportamenti verso gli spioni diventavano sempre più aggressivi finché non mi è stata amministrata una puntura di addolo. Un'ora dopo, anche per un misto con alcol, presi la mia autovettura e investì 9 persone per protestare contro lo spionaggio. Venne internato in un ospedale psichiatrico giudiziario e per 2 anni rimasi convinto di essere spiato. Ho avuto ancora trattamenti con Aldol Serenase e colloqui mensili con la psichiatra, non per l'eliminazione dei microfoni, ma per consigli psicologici. Comunque arrivai con il ragionamento a pensare che non poteva essere congegnato per me un meccanismo di spionaggio. Venni dimesso dall'OPG e ricominciai faticosamente la mia vita in una zona che per cultura è fortemente portata al pregiudizio sulla malattia mentale e le difficoltà sono state forse superiori a quelle affrontate in carcere. Queste difficoltà sono state di un periodo di malessere eliminato con violenza a pubblico ufficiale e successivi mesi internamente ospedale psichiatrico giudiziario in attesa di dimissione. Era in attesa di perizia, ma va bene. Dopodiché, da oltre 4 anni non si è manifestato nessun problema patologico certificato dalle relazioni del dottor C al magistrato di sorveglianza, in quanto io ero in libertà vigilata. Avrei voluto un maggiore impegno da parte del mio medico in assenza di patologia nell'evidenziare l'antiterapeutica della libertà vigilata, che non mi permette o rende difficile la ricerca di un lavoro, la possibilità di riprendere la patente indispensabile per un lavoro di agente pubblicitario, la mancanza di diritti politici, notevoli restrizioni di libertà, per esempio comunicare ai carabinieri l'assenza di casa per più di 2 giorni. Nonostante questo, in data 23, il magistrato di sorveglianza, in assenza di patologie, ha riconosciuto cessato la pericolosa sociale poiché ha revocato le misure di libertà vigilata che dura 14 anni. Per le perdite di relazione ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica. A merito del servizio devo dare atto che mi è stato concesso un sussidio terapeutico anche per sanare una situazione economica a causa del perdurare dell'attività vigilata diventava difficile. Nessun intervento è stato fatto dai medici di servizio quando i carabinieri in applicazione delle norme sulla libertà vigilata passavano 3 volte per notte a verificare che fossi presente, causando un notevole stress sia a me, che faccio la faticosa professione di agente pubblicitario, che a mia madre, anche lei sorvegliata 3 volte per notte con successivi problemi di tachicardia. Invece di un intervento sui carabinieri mi è stato consigliato un po' di Valium. Nel febbraio 97, a causa di un bisticcio familiare con piatti rotti, sono stato ricoverato presso il repartino con somministrazione di Serenase, perché può darsi che quando starnutisco un internato in OPG succede un manicomio, forse bastava un po' di Valium per darmi una calmatina. Dopodiché sono aumentato di peso di 22 kg per
disfunzione del fegato, potrebbe vedere più breve, ma quando succedeva, questo succedeva anni fa. Ora la mia passione è la montagna, siccome le difficoltà che incontro sono pesanti, intanto bevo e per questo mi vogliono mandare in comunità dove perderei tutte le cose che mi piacciono, montagna, calcio e amici tanti, ed entrerei in depressione. Io credo che se fossi stato curato bene subito non mi troverei così.